Ecco, Giorgio Orsoni, al di là del discorso sulla mobilità, il tram rappresenta molto anche in fatto di innovazione, una profonda innovazione per Venezia. Sì, è una profonda innovazione sotto tanti aspetti. Il più evidente è quello della mobilità, chiaramente, il fatto di mettere insieme le due parti della terra di questo comune, Mestre e Marghera, separate dalla ferrovia e oggi riunite, è un fatto molto simbolico anche, una comunità che sta maggiormente assieme. Ma un altro aspetto forse certamente meno visibile è che nel fare quest'opera si sono rinnovati tutti i sottoservizi nelle zone attraversate dal tram, ed è questa un'opera di grande valore perché i sottoservizi sono le vene, le arterie della città dove passa l'acqua, il gas, l'energia elettrica, e con una nuova struttura più moderna dei sottoservizi la città guarda al suo futuro con maggiore tranquillità. Si parla tanto di smart city, città intelligente, Venezia lo è? Venezia lo è, questo è un tassello nel creare, nel costruire una città smart, una città intelligente sotto tantissimi aspetti. La rivoluzione sarà però davvero completa soltanto quando il tram arriverà a Venezia in settembre? In settembre dovrà arrivare a Venezia il tram e finalmente avremo completato questa prima parte di quest'opera che avevamo ereditato all'inizio della nostra amministrazione. Si era bloccata, ricordiamo tutti che era stata bloccata dal tunnel e anche dal cavalcavia che non riusciva ad arrivare a Venezia. Abbiamo voluto insistere in questo senso e credo che il tempo ci darà ragione. Uno dei prossimi appuntamenti più importanti per Venezia è l'Expo 2015. Come si sta preparando la città? La città si sta preparando a raccogliere ulteriori visitatori che verranno certamente dall'Expo di Milano, ma la città è preparata a questo da sempre perché ha sempre avuto grandi masse di visitatori. Lo stiamo facendo dei programmi per distribuire questi visitatori in luoghi già individuati anche nelle isole, nei dintorni di Venezia, di Mestre, negli altri siti importanti come Altino per esempio, in modo che il turismo che arriva a Venezia possa essere una ricchezza per tutto il nostro territorio. Assessore al commercio Carla Rei, allora la rivoluzione del tram tocca anche il mercato? Tocca il mercato e speriamo avvantaggi il mercato. Abbiamo avuto l'opportunità di ridisegnare questo bellissimo mercato che tra l'altro è forse il più importante che abbiamo nel nostro comune, sia per numero di operatori e sia per varietà anche dell'offerta commerciale, senza dimenticare che poi questo mercato è fondamentale per le attività del commercio e tutto l'indotto che produce, e quindi una sfida perché abbiamo ridisegnato il mercato in modo tale che comunque non perda di attrattività, abbia la possibilità di essere servito dalla linea del tram con 3 fermate e garantisca tutti quei servizi che fino ad oggi ha dato. Abbiamo disegnato questo mercato in modo tale che, come ci auguriamo, nel caso in cui fosse da ampliare ci siano già gli spazi predisposti per nuovi operatori. Ecco, avete anche suddiviso in un certo modo le varie tipologie? Abbiamo suddiviso le tipologie per creare quella circolarità e quell'attrattività lungo tutta la linea del mercato, per cui essendoci un mercato fisso alimentare giornaliero in centro a Piazza Mercato, gli altri 2 poli dell'alimentare sono stati posti in Piazzale della Concordia e Piazza Sant'Antonio. Questo in modo tale che non solo ci siano le 3 fermate in corrispondenza, ma anche perché la gente potesse movimentare e quindi circolare da un lato all'altro del mercato a seconda di quelli che sono i generi che necessitano. Ecco, i venditori, gli operatori sono parecchi, mi pare 180, qualche mugugno?
Ma le novità comportano sempre degli adattamenti. Devo dire che io devo ringraziare gli operatori perché fin dall'inizio hanno collaborato e il progetto è durato molti mesi e quindi c'è stato il tempo anche di confronti e di dialogo. E vedremo poi con il passare del tempo se questa soluzione sarà ottimale come crediamo.